Oggi si presenta questo libro, Il destino oltre il mare. Di cosa parla? Parla di un'esperienza di vita importante che ho vissuto nel 2009 a cavallo fra le sponde della Sicilia e quella della Tunisia. Gli antichi dicevano che il Mediterraneo è il mare che unisce. Questo libro mi ha permesso di creare questo ponte importante. In estrema sintesi, per una serie di combinazioni, grazie appunto al destino, sono riuscito a ritrovare la sepoltura di mio nonno, emigrato lì fra le due guerre, in un cimitero di campagna abbandonato a oltre 30 km da Tunisi, in mezzo al nulla. Ovviamente quello mi ha cambiato la vita e mi ha permesso di vedere quel mondo molto unito a quello nostro siciliano e con occhi diversi. Quindi è molto autobiografico, ma come ci è arrivata a questa scoperta, dottore? È una bella storia, ho dovuto scrivere un libro per quello. Ci sono arrivato perché non riesco mai a scindere il mio lavoro dalla mia vita. Stavo lavorando un affresco in una cappella del Santuario della Madonna, è venuto fuori un bellissimo dipinto che ricordava una pesca miracolosa di corallo. Seguendo questo filo conduttore che univa le sponde della Sicilia alla Tunisia, e per tantissime combinazioni, tantissime amicizie, siamo arrivati qui. Dottore Biondo, lei gestisce il parco, dirige il Parco Segesta, un parco che negli anni si è valorizzato e lo ha valorizzato tanto. Vediamo che è diventato anche un punto di riferimento culturale e non solo. Spero di aver fatto un buon lavoro, sono contento di lavorare in quel luogo che è un luogo veramente magico, sono contento di far parte di una rete che unisce Agrigento a Segesta, al Museo Salinas e anche al Parco di Selinunte. E credo che sia un momento importante per la Sicilia. Agrigento, capitale della cultura, è una spinta, è un sollecito importante per tutti noi per fare di più e meglio, offrire nuovi servizi e aprire nuovi mercati al turismo e alla fruizione.